Sono le 8 in punto, buongiorno Sicilia, anche oggi con voi il consueto appuntamento dedicato all'informazione, dedicato a tanti temi, tanti approfondimenti. Buona parte di questa trasmissione è invece appunto dedicata in particolare alla rassegna stampa. Dunque saluto Lorena Dolci, buongiorno Lorena. Roberta, buongiorno anche a tutti voi che ci seguite da casa. Allora iniziamo subito con il referendum, il no ha vinto e la Sicilia si risveglia prepotentemente con il no, sebbene l'isola abbia la maglia nera per quanto riguarda l'affluenza, però in realtà il dato della percentuale del no è superiore alla media nazionale, ma ci fa il riepilogo di tutto in questo servizio Manlio Viola. Nella Sicilia, regione italiana che con il 46,13% vota di meno in assoluto per il referendum costituzionale, vince a mani basse a sorpresa il no con il 60,98% dei dati validi. E non vince con un piccolo margine. L'isola è la seconda regione d'Italia per voti validi percentuali tributati proprio al fronte del no, dopo la Campania. E Palermo con il suo 64,86, 4 punti percentuali al di sopra del dato regionale, è la capitale del no. Anche lei seconda solo a Napoli. Le opposizioni parlano di avviso di sfratto ai governi nazionale e regionale della città, ma gli analisti invece di una chiamata alle armi che è mancata. Fa riflettere il dato dell'affluenza alle urne appena 2,5 punti percentuali sotto quella dell'affluenza regionale del 2022 che si fermò al 48,81. Festeggia il fronte del no che nel pomeriggio di ieri è sceso in piazza con la partecipazione non solo di politici ma anche di magistrati, fra cui il presidente del Tribunale di Palermo Pier Giorgio Morosini. PD, 5 Stelle e Controcorrente attaccano il governo, mentre il Progetto Civico Italia chiede subito le primarie per il candidato sindaco di Palermo del Fronte Progressista per cavalcare l'onda. Parla di occasione persa per l'Italia e gli italiani l'eurodeputato azzurro Marco Falcone, mentre sottolinea proprio come non tutti nel centrodestra si siano spesi per il sì l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. E ne parleremo nel corso di Buongiorno Sicilia con la presenza del professore Cariola. Adesso invece vediamo che cosa dicono i giornali, Lorena. Sì, andiamo a analizzare anche con i giornali il risultato, il voto siciliano. Siamo su Repubblica, la Sicilia trascina il fronte del no, ben il 61% ha bocciato la riforma, abbiamo detto risultato superiore alla media nazionale. Il referendum sulla giustizia registra una sconfitta anche nei feudi del centrodestra. Palermo supera la rossa Bologna, ma l'affluenza alle urne resta la più bassa d'Italia. Insomma, la Sicilia, roccaforte del centrodestra, si risveglia come la regione, scrive Repubblica, che ha guidato, insieme alla Campania, la vittoria in Italia del no al referendum. La percentuale di chi ha rifiutato le modifiche proposte dal governo Meloni nell'isola è arrivata al quasi il 61%, contro il totale nazionale del 53-74%. Dicevamo il dato più alto dopo Campania è Basilicata. A sorprendere di più la valanga di no che esce proprio dalle urne di Palermo, un 68,93% che supera il dato della rossa Bologna e che fa del capoluogo siciliano la seconda città d'Italia dopo Napoli come voti scrutinati a favore del no al referendum. Un segnale forte nella città delle stragi di mafia, dove in questi giorni le figure dei giudici Falcone e Borsellino sono state spesso e a sproposito tirate in ballo, con la pretesa di stabilire per chi avrebbero votato se fossero stati visti, e nella città dove i magistrati più che in altre, pensiamo a De Lucia, si sono apertamente schierati per il no. E naturalmente ne riparleremo, Lorena, anche nella seconda parte della rassegna stampa. Adesso invece ci addentriamo in altro fatto, quello che vi abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri. È stato arrestato a Catania Giuseppe Sciacca, che è noto come il Bombarolo, un esponente dell'anarchismo insurrezionalista. Sentiamo. Negli ambienti anarchici è conosciuto con il soprannome di Bombarolo. Arrestato a Catania Giuseppe Sciacca, l'anarchico di 47 anni è considerato un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista italiano e internazionale. Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo nell'ambito dell'operazione Scintilla del 2019. Tra le sue azioni nel 2004 il lancio di bottiglie incendiarie contro la stazione
stazione dei Carabinieri di Piazza Dante a Catania. Molti gli episodi che lo collocano a Trento, Parma, ma anche all'estero tra Spagna e Francia. Da Roma si stava trasferendo a Catania. Nella serata di sabato la Diocesi di Catania, avendo avuto notizia che l'anarchico stesse viaggiando da Roma verso la Sicilia, ha attivato una minuziosa attività investigativa di monitoraggio di tutti i luoghi che lo stesso era solito frequentare a Catania, allo scopo proprio di poterlo rintracciare e dare esecuzione al provvedimento della Procura Generale di Torino. E così è stato. Un arresto che arriva dopo la morte a Roma dei 2 anarchici che forse preparavano un ordigno. Gli investigatori monitorano una fase considerata delicata. A maggio è anche atteso un nuovo passaggio sul 41 bis per Alfredo Cospito, considerato un punto di riferimento simbolico per gli anarchici. E allora, vediamo come viene trattato l'argomento sui giornali oggi. Sì, guarda, te lo vado a leggere sulla Stampa, che ha dei dettagli sulle indagini che hanno condotto all'arresto. La Stampa infatti cosa dice? Che è stato tradito da uno sputo, cioè dalla saliva. Un DNA rimasto ignoto per anni, isolato e repertato su un plico esplosivo che era stato spedito ed è stato spedito alla ditta che forniva i pasti agli ospiti trattenuti nel CPR di Torino ed era stato attribuito già 3 anni fa al bombarolo dell'anarchia torinese grazie all'ingegno di un investigatore. Di quel DNA però all'epoca non si sapeva nulla, ragionamenti sospetti fino alla svolta di cui stiamo parlando. Il profilo genetico appartiene a Giuseppe Sciacca, all'epoca accusato di associazione eversiva. Il match fra il campione e quelli in possesso degli investigatori è emerso dalla comparazione con la saliva dell'imputato che in un corteo del marzo 2019 a Torino ha sputato su una foglia raccolta per terra dagli investigatori nel corso di una manifestazione dal quale è stato estratto il suo profilo genetico. Bingo, cioè è stato rintracciato. Quindi immaginate, dallo sputo su una foglia durante un corteo alla saliva nella spedizione inviata per fare questo attentato a distanza fra l'altro di tanti anni. Grazie Lorena, andiamo alla Timpa di Acireale, tragedia sfiorata per la frana di una parte del costone roccioso. La nostra Eva Spampinato è andata sul posto, oggi peraltro è previsto anche la presenza della protezione civile, ma sentiamo. C'è stato un boato abbastanza forte. Diciamo un boato, non pareva un terremoto veramente. Invece era la pietra che rotolava. Momenti di terrore e panico a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale. Ieri pomeriggio un enorme masso si è staccato dal costone roccioso. Il masso si è fermato pochi metri prima della tragedia. Sì, purtroppo questa è la realtà. Si è fermata a pochi metri, diciamo. Un rimbalzo in più e sarebbe finito sulla strada, su quelle auto posteggiate, sul tetto di quella casa. Davvero una tragedia sfiorata. Per fortuna l'enorme masso si è fermato su questo terrazzamento, distruggendo una tettoia e un'auto, ma per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Qui un abitante della zona coltiva i suoi agrumi. Rubavo 1, 2, 3 e poi si fermava. Per farvi rendere conto di quanto sia arrivato vicino il masso alle abitazioni, entriamo in una casa, qui siamo nel corridoio di una villetta. Ieri pomeriggio il panico, il masso è proprio lì vicino. Qui le case sono costruite praticamente sotto la riserva naturale, che da sempre è sorvegliata speciale. Per noi è naturale vivere qui, cioè non ci facciamo caso che siamo sotto la Timpa. Succedono queste cose ovviamente. Un po' di paura c'è, sì. Ma proprio questa zona della Timpa non è recintata. In questa parte no, a qualche, credo anche meno di 100 metri ci sono dei cavi che tengono, diciamo, in sicurezza la parete. Il comune di Acireale ha disposto la chiusura al transito del tratto di strada interessato e ha inoltrato una richiesta urgente al Dipartimento regionale della Protezione Civile per un sopralluogo tecnico che avverrà però solo domani mattina. E allora, Lorena. Sì, andiamo sulla Sicilia che ci racconta anche la caduta di questo masso della Timpa. A seguito dell'incidente l'amministrazione ovviamente ha disposto la chiusura e ha presentato una richiesta al Dipartimento regionale della Protezione Civile per un sopralluogo che avverrà stamattina al fine di verificare la stabilità della superficie rocciosa, ma anche valutare il rischio di ulteriori smottamenti, determinare le misure di sicurezza necessarie a chiarire le condizioni
condizioni per la riapertura della strada. Sono già state avviate le operazioni necessarie, ha detto il sindaco, ma attendiamo l'intervento del Dipartimento regionale della Protezione Civile. Proprio stamattina alle 9:30 saranno effettuate le verifiche del costone e valutate le eventuali misure da adottare. Naturalmente, insomma, verificheremo anche noi, vi faremo sapere l'esito di questo sopralluogo della Protezione Civile. Cambiamo decisamente argomento, è finita 1-1 al Massimino ieri tra Catania e Casarano nella prima del nuovo allenatore Viali, è un Catania in chiaroscuro. Sentiamo. Esordio in chiaroscuro per il Catania, targato William Viali, che non va oltre l'1-1 contro il Casarano. Rivoluzione a metà nel gioco e nel risultato, con i rossazzurri che ancora devono assimilare i concetti del nuovo allenatore chiamato in causa dopo l'esonero di Mimmo Toscano. Viali cambia subito sistema di gioco ed opta per il 4-2-3-1 e con giocatori di chiara propensione offensiva, Lunetta, Gimenez e Bruzzaniti a supporto di Caturano. Temuto e fischiato nel Casarano, l'ex di turno Chirico, 15 gol all'attivo in questa stagione. Primo tempo equilibrato, ci provano Chirico, Di Tacchio e Lunetta, quest'ultimo impegna Bacchin. Decisamente più frizzante la ripresa, specie dopo il vantaggio del Catania. Bruzzaniti riceve da Di Tacchio, mette la palla sul destro e lascia partire un tiro cross che sorprende Bacchin. Il gol scalda il Massimino e riaccende gli entusiasmi. Ci sarebbe anche il raddoppio poco dopo, segna Caturano, ma l'azione è viziata da un fallo su Chirico. In gol anche Gimenez, anche questa volta però l'esultanza è inutile per un fuorigioco di Caturano. A 6 minuti dal termine arriva il pari. Ferrara lascia partire una conclusione nell'angolino che non lascia scampo a Dini, la cui imbattibilità casalinga si ferma a 1523 minuti. Finisce 1-1 e con qualche mugugno sugli spalti, con Salernitana e Cosenza ora rispettivamente a -5 e -6 dal secondo posto del Catania. Un po' una doccia fredda per i tifosi rossazzurri, quel gol del Casarano. Lorena, sui giornali. Sì, il Catania ha sofferto, la squadra, i tifosi, lo scrive anche la Sicilia, il Catania soffre, crea, segna ma non vince. Viali, esordio bello a metà, il Casarano fa 1-1. Quanti rimpianti, primo tempo in difficoltà, Condini a parare di tutto salvando la propria porta e il risultato, la sblocca Bruzzaniti, i rossazzurri sfiorano il raddoppio a più riprese e nel finale beccano la rete beffa di Ferrara. Giovanni Finocchiaro scrive: ci sarà da lavorare, se fosse rimasto Toscano il risultato non sarebbe mutato. Con Viali in panchina il Catania ha palesato difficoltà in fase di finalizzazione nel primo tempo, poi ha sprecato tanto nella ripresa. C'è sempre un modo di attaccare macchinoso, pochi tiri da fuori, non una superiorità che diventa concreta con i gol della sicurezza. E così il Casarano immeritatamente, scrive la Sicilia, l'ha pareggiata nel finale dopo aver creato tanto nella prima parte del match. Dini ha preso il primo gol in casa dopo 16 sfide senza macchia, prima o poi doveva capitare. E naturalmente oggi, insomma, per noi sarà giornata di approfondimento proprio di queste tematiche legate al Catania. Si prosegue con la rassegna stampa. Lorena, a te per le altre notizie. Sì, allora intanto ovviamente la valanga del no che domina tutti i quotidiani, sia regionali che nazionali. Andiamo a vedere appunto i quotidiani della Sicilia. Riforma della giustizia seppellita dai no, apre la Sicilia e la Sicilia si avvicina alle regioni rosse. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica dedicata appunto a Palermo. Referendum, la festa del no. In Sicilia il 61% di contrari alla riforma, solo in Campania dato più alto, record a Palermo. Manifestanti sono scesi in piazza, qui vedete la fotografia della festa che c'è stata proprio ieri sera, quando il risultato è ormai conclamato. Nel centrodestra è resa dei conti, Mulè di Forza Italia dice qualcosa o qualcuno è mancato, Schifani si smarca e parla di dinamiche nazionali, non vuole insomma subire gli effetti di questa sconfitta del centrodestra nazionale. Andiamo sul giornale di Sicilia. Il trionfo del no, scuote il governo, affluenza record e riforma della giustizia bocciata. Questo naturalmente è il titolo nazionale, ma poi bufera anche alla regione, maggioranza tra i veleni. Il voto nell'isola fotografa un quasi 70% di contrari nel solo capoluogo di Palermo. Andiamo adesso a vedere la Gazzetta del Su, naturalmente il trionfo del no è la Costituzione, l'apertura, voto politico
tipico di un paese che non accetta i pieni poteri. La Sicilia boccia la riforma, a Messina i no al 58,8%, questo è un dato più in linea, poi tensioni nel centrodestra, però parliamo di comune, si accende lo scontro sulle buche. E poi andiamo a vedere invece all'interno, parlavamo appunto di resa dei conti, lo scrive Repubblica, qualcuno ha tradito, dentro Forza Italia si apre la resa dei conti, il voto travolge la maggioranza alla regione, Mulè va all'attacco, una valanga di no sommerge il centrodestra siciliano travolto dagli scandali giudiziari, adesso azzoppato nella campagna referendaria, il malessere serpeggia in tutte le segreterie politiche, il non detto sibilato solo a mezze parole è qualcuno ha tradito. Non nasconde la sua amarezza Giorgio Mulè, a commento del dato siciliano osserva che è evidente che sia mancato qualcosa o qualcuno, quindi riferimento a qualche esponente che non si è impegnato abbastanza. Ancora più esplicito l'ex coordinatore regionale forzista Gianfranco Miccichè, in Sicilia Berlusconi è stato tradito, per qualcuno servono calci nel sedere, con la sua linguaggio sempre molto diretto. Raffaele Lombardo scandisce che di certo il centro-sinistra ha animato una mobilitazione maggiore che onestamente non ho visto nel centrodestra. Probabilmente si può dire che sia prevalsa la logica di schieramento anche per alcune paure sbandierate nei confronti dell'elettorato medio, che hanno portato a pensare guai a cambiare la Costituzione. Insomma, questo è il tono dei commenti nel centrodestra. Qui vediamo invece una sorta di mappa di quello che è successo, e cioè questa combinazione che ha riscritto la storia dei quartieri, perché il referendum a Palermo in termini numerici è stato sì trascinato dalle sezioni del centro, spesso vicino superiore al 70%, ma la bocciatura è passata anche nelle periferie, dove 4 anni fa il centrodestra dei RAS e del voto avevano fatto l'unplan di voto, e invece questa volta non sono mai scesi in campo per la campagna elettorale, con lo stesso sindaco Lagalla rimproverato dagli alleati per lo scarso impegno a favore e a sostegno del sì. Il no quindi ha trionfato anche in periferia, ad esempio in tutte le sezioni elettorali dello Zen sono stati i seggi con la partecipazione più bassa, eppure qui chi è andato alle urne ha bocciato il disegno del ministro Nordio. Questo per parlare appunto della mappa del voto a Palermo, roccaforte del no, che ha riguardato sia il centro che le periferie. Lasciamo stare l'analisi del voto del referendum, passiamo adesso alla cronaca, torniamo ad occuparci dell'assalto a Sicily Baykar, perché naturalmente si cerca di analizzare anche la dinamica di questo assalto. C'è la firma del clan dello Zen, scrive Repubblica, sono arrivati in 3 con la Lancia Y rubata che poi non è ripartita, hanno usato armi d'assalto ma con una scarsa mira, sono fuggiti a piedi perché l'auto appena rubata non si è più accesa, praticamente li ha lasciati in panne davanti ad una decina di ragazzi che dall'altro lato della strada guardavano la scena terrorizzati. Armeggiavano ma non partiva, poi sono scesi e hanno cominciato a correre con i fucili in mano, ha raccontato uno dei testimoni agli inquirenti. Non solo, all'interno del deposito della Sicily Baykar hanno sparato in 2 con fucili da guerra ma con scarsa precisione, arrivando persino a colpire 2 palazzini in lontananza. E lo stesso hanno fatto intorno a mezzanotte, quando ancora nel vicino locale notturno c'erano appunto molti giovani che hanno assistito in diretta all'assalto. Elementi che non fanno certo pensare ad un comando di professionisti, ma piuttosto all'ennesima dimostrazione di ferocia nel mandamento di San Lorenzo, dove da 2 anni spadroneggiano e sparano i gruppi di giovani allo Zen. E poi ritroviamo la notizia dell'anarchico, il Bombarolo che è stato catturato. Qui però sulla Sicilia vediamo che a incastrarlo, oltre alla storia del DNA comparato con uno sputo, è stato il desiderio di tornare a casa. Per Giuseppe Sciacca, su cui pendeva un ordine di carcerazione, appunto voleva tornare a visitare praticamente i genitori. È stato infatti rintracciato nel centro storico vicino all'abitazione dei familiari.
E poi invece la notizia che riguarda la liberazione in Venezuela di una siciliana incarcerata per motivi politici, si chiama Francis Costantino, 47 anni, era stata arrestata a ottobre perché sosteneva, aveva collaborato con la leader dell'opposizione Maria Corina Machado per garantire il corretto svolgimento delle elezioni, aveva espresso pubblicamente il proprio sostegno al candidato delle opposizioni, quindi era stata incarcerata. Adesso può fare rientro a Balestrate, che è il suo paese di origine. E poi c'è la richiesta di condanna per l'imprenditrice Marcella Cannariato, il processo con il rito abbreviato. La Procura di Palermo invoca la pena di 30 mesi. L'accusa è che fece assumere il nipote di Elvira Amata, ex assessore al turismo, in cambio di un contributo regionale di 30.000 euro alla Fondazione Belisario, che lei appunto rappresentava. Andiamo avanti, sempre cronaca, siamo in provincia di Catania. Coltella, il rivale in amore, arrestato un 39enne di Aci-Catena. La vittima è ricoverata in rianimazione al Canizzaro, dove è stato operato perché è stato colpito con diversi fendenti, accoltellato con inaudita violenza. La vittima è stata raggiunta da alcuni fendenti al torace e al basso ventre. I medici si sono riservati la prognosi. Lo scontro a colpi di coltello poco dopo la mezzanotte di ieri in via Igea, siamo alla periferia sud di Aci-Catena. Siamo in chiusura, le ultime notizie. A Palermo lotta alla mala movida, il fronte si allarga, pronte altre class action. E poi in Sicilia invece riparte la sfida l'Antico Corso, questo quartiere centrale, per farne un sito culturale che fa capo intorno al monastero dei Benedettini, sede del polo umanistico dell'Università di Catania, che non è il grande sito culturale del quartiere Antico Corso, e grazie a varie associazioni, un gruppo di associazioni ha presentato un progetto per valorizzare tutto il quartiere, a partire dal Bastione degli Infetti, la Torre del Vescovo, la tomba romana e anche il rifugio di via Daniele. Lo vediamo in questa foto, un'ex cava poi adibita a rifugio antiaereo, e adesso un bellissimo sito da visitare. Noi ci fermiamo, a te di nuovo Roberta. Sì, soltanto un attimo, giusto il tempo di dare uno sguardo alla viabilità cittadina a Catania. Questo ovviamente è lo snodo, iniziamo sempre da qua, dell'ex Tondo Geni, come sempre piuttosto trafficato sia verso Mister Bianco che verso Ognina. Come vedete il torna indietro, insomma ormai riaperto da diverso tempo, comunque c'è sempre molto traffico. Questa è via Vincenzo Giuffrida, dove invece sì, abbiamo le macchine ferme, le auto ferme probabilmente per uno stop, ma ripartono e diciamo il flusso si fa imponente, mentre è assolutamente più fluido in uscita dalla città. Ci spostiamo ed eccoci qua, ecco c'è un incolonnamento importante verso Ognina che normalmente noi non notiamo, perlomeno normalmente diciamo, il traffico è più sostenuto dal... Sono le stesse che poi ritroviamo via Giuffrida in discesa? Sì, probabilmente sì. Questa è la situazione alle 8:23 a Catania. Adesso andiamo a vedere altra immagine. Ci dovrebbe essere l'Etna, vediamo se la ritroviamo. No, allora per il momento noi non vi sveliamo l'Etna, diciamo che ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco, perché sarà tempo per la seconda parte della rassegna stampa con le notizie nazionali e internazionali. A tra poco. Siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, è il momento della seconda parte della rassegna stampa e fatti nazionali e internazionali con Lorena Dolci. E allora andiamo subito a vedere come i quotidiani nazionali hanno commentato l'ondata del no, naturalmente da destra e da sinistra. Partiamo dal Corriere della Sera, referendum, l'onda del no, naturalmente, poi vediamo anche la grafica, ma vediamo soltanto i titoli per ora. La Repubblica, ecco, spara un no enorme in prima pagina, in 14 milioni bocciano Meloni
Meloni e Nordio, è un titolo molto sintetico. Per La Stampa, giustizia, il no gela Meloni, la separazione delle carriere dei magistrati bocciata dal referendum costituzionale, esultano le toghe, Parodi lascia, l'ANM cerca un nuovo segretario. Il Fatto Quotidiano titola invece l'Italia se desta, 53,7 a 46,3 è la prima sconfitta politica della Premier. Tutt'altri toni nei quotidiani vicini al centrodestra. Il Giornale dice così proprio no, addio alla riforma della giustizia, la sinistra getta la maschera e già parla di elezioni. Meloni, dopo averci messo la faccia, incassa il primo stop, rispettiamo il risultato e andiamo avanti. E così anche La Verità di Maurizio Del Pietro, il referendum boccia la riforma dei magistrati, si salvi chi può, la Repubblica dei giudici. Il titolo della Verità, la sinistra si intesta una vittoria che è invece solo delle toghe, con la sconfitta della politica sancita ieri avranno sempre più potere e presenteranno il conto anche agli alleati. La scossa auspicata dal consigliere Di Mattarella è arrivata, ci aspetta un anno difficile e questa è la visione dei quotidiani più vicini appunto al centrodestra. Ma andiamo a vedere l'analisi del voto, lo facciamo con questa bella torta grafica che ci ricorda appunto 53,7 il no, 46,30 il sì, dato nazionale il 58,9%. Tanta gente è scesa anche ieri in strada a festeggiare con cartelli nelle principali piazze della città, fra cui anche Palermo. Ma chi c'è dietro questo voto? Gli analisti intanto individuano un'ondata di giovani che nessuno si era aspettato. Boom, tra i giovani 2 su 3 alle urne spingono la corsa del no. Testo bocciato, quindi il no dagli elettori più istruiti e dai laureati, gli operai si dividono, il sì prevale tra le casalinghe, il sostegno alla legge si ferma invece al 31% tra i centristi e questa è un po' l'analisi del voto. Ma vediamo invece adesso le reazioni. Naturalmente trionfa il centro-sinistra che si intesta questa vittoria su cui si è impegnato tanto, il campo largo si compatta, ora vinciamo le elezioni, dicono i leader, Conte apre alle primarie, le opposizioni esultano, l'ampiezza della vittoria supera le aspettative e poi la festa dei leader con Landini. Leggiamo alcuni dichiarazioni. Giuseppe Conte dice il segnale politico è fortissimo, Meloni non andrà a casa ma i cittadini hanno dato uno scossone a Palazzo Chigi. E poi Nicola Fratoianni che dice quando tocchi la Costituzione c'è una reazione e questo è uno splendido messaggio per il Paese e le istituzioni. Ma naturalmente poi c'è la reazione del centrodestra, come abbiamo detto Meloni l'ha sempre detto, non ha nessuna intenzione di dimettersi, quindi il governo non teme conseguenze, lei va in video e dice è stata un'occasione persa, ma adotta la linea del rispetto del voto. La Russa dice tempo da lupi, ma noi non ci abbatteremo. Ci sono preoccupazioni sempre da parte del governo su immigrazioni e sicurezza. Per Tajani il tema resta sul tavolo, non rinunceremo. Cosa dice Meloni? Ora stringiamo i bulloni, l'amarezza della leader che deve fare i conti con i problemi Bartolozzi e Del Mastro. Bartolozzi, capo di gabinetto del Nord, che fra l'altro era stata anche ospite da noi, da cui aveva lanciato alcune delle dichiarazioni e delle bordate più pesanti contro i magistrati. Nella destra si registra, scrive Repubblica, una sorta di psicodramma, in particolare in Forza Italia, con Marina Berlusconi delusa, che si sente con Palazzo Chigi. Insomma, anche Marina Berlusconi si era mobilitata molto e volevano addirittura dedicare l'eventuale vittoria che non è arrivata a Berlusconi padre. Dimettermi perché, dice Nordio, ho ancora molto da fare, ma qualcosa si fermerà, ci dedicheremo, dice, all'efficientamento della giustizia, la squadra ministeriale non cambia, perdere fa parte della politica, capitò anche a Churchill, quindi nessuna ricaduta sul governo. Mentre esultano i magistrati, a cui anche la destra, come abbiamo sentito, attribuisce gran parte della vittoria, nei tribunali si canta bella ciao.
e qui c'è appunto l'esultanza. Lasciamo lo scenario politico aperto dal referendum in Sicilia, perché nel resto del mondo continuano a soffiare i venti di guerra, anche se si aprono spiragli di pace, perché Trump ha annunciato che c'è in corso una trattativa, almeno lo dice lui, accordo vicino sul nucleare, sono d'accordo su 15 punti, dall'altra però Teheran smentisce e dice sono tutte bugie. Diverse fonti d'altra parte confermano i contatti, piano in 15 punti, rinviato di 5 giorni l'attacco all'energia iraniana, possibile vertice a Islamabad con Vance. E perché c'è questa, diciamo, non corrispondenza tra quello che dice Trump? Perché sicuramente l'interlocutore non è un interlocutore di vertice. Con chi ha parlato Trump? Avrebbe parlato con questo Galibaf, un duro, scrive il Corriere della Sera, duro ma pragmatico, è con lui che gli americani vorrebbero sedersi a parlare. Uomo forte, speaker del Parlamento da decenni ai vertici del regime. Questo è sullo stesso tema. Nel frattempo Netanyahu, il premier israeliano, è spiazzato dalla svolta americana. Continuiamo a colpire, dice, il premier è preso in contropiede, il presidente crede sia un'opportunità, il paese, cioè Israele, si chiede se può fidarsi ancora dello storico alleato. Quindi nuovamente c'è una distanza tra Israele e gli Stati Uniti, come è avvenuto nelle raid del giugno scorso. Però ci sono ricadute anche all'estero. C'è stato un nuovo attacco antisemita a Londra, fuoco nel parcheggio della sinagoga, distrutte 4 ambulanze di un servizio ebraico, la firma è di un gruppo islamico forse legato all'Iran, che evidentemente ha lanciato questa fatwa in tutto il mondo per colpire, diciamo, gli israeliani nel resto del mondo. E poi c'è questo incidente, c'è chi parla di miracolo, ma ci sono stati tanti morti, salvi oltre 80 militari, ma dicevamo le ultime notizie parlano invece di almeno altri 60 morti. Un aereo militare carico di soldati era appena decollato quando è precipitato nella foresta. Le vittime sono 34, ma dicevo che nel frattempo il bilancio è salito di parecchio. Torniamo in Italia con la cronaca che ci racconta dell'ennesimo incidente sul lavoro. Addirittura la vittima è uno studente senegalese, si chiamava Mamour, è morto schiacciato nel macchinario, aveva 22 anni. L'incidente è avvenuto in una fabbrica di lamiere metalliche. Allah mi ha dato la fortuna di poterlo vivere, ma ora se l'è ripreso, dice il papà. Aveva questo unico figlio di origini senegalese che lavorava come operaio in un'azienda specializzata nella lavorazione dei metalli in provincia di Padova. Questo ragazzo che ieri è deceduto a causa di un tragico incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava utilizzando un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia di alcune lamiere. Quando si sarebbe accorto della mancanza di lubrificante avrebbe deciso di compiere personalmente l'operazione di rabbocco del fluido con il macchinario in movimento, ma proprio in quel frangente è rimasto drammaticamente incastrato all'interno del cilindro del macchinario, morendo sul colpo a causa delle lesioni riportate. Una morte davvero orribili. E poi quest'altro incidente sulla strada invece, falciate sulle strisce pedonali, risultato positivo all'alcol test, arrestato l'investitore, successo a Napoli. A quest'uomo era già stata ritirata la patente per l'ubriachezza. Le 2 donne sono state travolte domenica sera, 2 vittime, il conducente dell'auto arrestato perché, hanno accertato le forze dell'ordine, l'uomo aveva bevuto, come avete sentito lo aveva fatto anche in precedenza. E poi c'è una notizia che riguarda il mondo dell'informazione. Repubblica passa di mano, Exor vende il gruppo Gedi ai greci di Antenna. Il Khan dice assicurato un futuro di libertà, non dello stesso avviso il CDR, il comitato di redazione formato dai giornalisti, che dice sono state invece negate le garanzie. E c'è un altro passaggio importante, appunto questo l'abbiamo detto, TIM resta indipendente, con Poste Italiane diventerà
più aggressiva. Il CEO Matteo Del Fante: non c'è alcun coinvolgimento del governo in borsa, la controllata pubblica cede il 6,85%, l'azienda Telco sale del 4,69%. Ci fermiamo qua, a te adesso la linea. Sì, grazie Lorena, noi ci fermiamo per una pausa e torniamo tra pochissimo e torneremo a parlare di referendum, del risultato del referendum con un importante ospite in studio. A tra poco. E siamo tornati in studio, come vi dicevo, dopo l'ampia pagina dedicata alla rassegna stampa. Torniamo a parlare di referendum. Oggi se ne parla, non c'è niente da fare, non solo sui giornali, nei nostri servizi televisivi. La gente parla del risultato del referendum. Noi abbiamo una autorevole presenza, quella del professore Gaetino Cariola, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania. Buongiorno, prof. Buongiorno ai telespettatori. Allora, proviamo a parlare, a raccontare un po' quelle che sono le impressioni intanto del costituzionalista, ma anche, perché no, di quello che lei sente, no, dalla gente comune. Questo risultato, partiamo da lì, era un risultato secondo lei prevedibile, arrivati a un certo punto del percorso della campagna elettorale? Beh, la risposta è immediata: il risultato non era prevedibile. Il referendum aveva una dimensione tecnica, che era quella di incidere sull'ordinamento giudiziario. Sì. È noto ai telespettatori che io ho fatto parte del comitato di giuristi per il no e mi sono speso per il no. Però poi inevitabilmente il referendum aveva una dimensione politica. Lo aveva perché tanti esponenti politici, soprattutto quelli del governo, come quelli dell'opposizione, sono intervenute a sostenere le ragioni del sì e le ragioni del no. L'ho avuto anche il risultato. Noi oggi, come dire, constatiamo questa prevalenza del no sul sì, però, sai, io sono stupito, preoccupato che alcune regioni, le regioni più ricche del paese, Lombardia, Veneto, Friuli, abbiano votato per il sì. Sì. Perché? Perché volevano la cosiddetta separazione delle carriere? No, perché in realtà hanno espresso tutta la loro intenzione di una riforma molto più intensa e avevano in mente il cosiddetto regionalismo differenziato. Dobbiamo ricordare che la cosiddetta separazione delle carriere era uno dei tasselli di un quadro di riforma più complessivo che comprende il premierato e il regionalismo differenziato, cioè l'aumento di poteri di quelle regioni, solo di quelle regioni. E allora questo risultato referendario è il prodotto di tante cose, della reazione di tanti soggetti, dell'impegno di tanti soggetti, però anche inevitabilmente è stato un voto politico. Ecco, è stato un voto politico, tanto è vero che risulta abbastanza semplice, se mi permette, analizzare il fatto che laddove c'è stato maggiore astensionismo, quindi parliamo della Sicilia, che è maglia nera per quanto riguarda l'affluenza alle urne, ma invece diventa un picco per i no. Questo fa pensare che dalla parte appunto del centrodestra ci sia stato il maggiore astensionismo. Quindi laddove c'è stato più astensionismo ha prevalso di più il no. È possibile fare questa analisi? Io le faccio un'altra considerazione. I sostenitori del sì attaccavano in maniera pesante la magistratura. La magistratura giudicante e soprattutto la magistratura referente, i pubblici ministeri. La Sicilia è una terra che ha visto il sacrificio di tanti giudici e di procuratori della Repubblica, di Costa, di Falcone, di Borsellino. E allora, in qualche maniera, la Sicilia ha reagito. L'elettorato siciliano ha reagito.
Direi anche che per lo stesso centrodestra la riforma era contro natura. Non passi strana questa espressione, ma la destra ha sostenuto, e giustamente, le campagne contro la mafia, ha sostenuto l'impegno dei giudici. Andare ora a, diciamo pure, a colpevolizzare la magistratura e soprattutto i pubblici ministeri per l'elettorato di destra rappresentava un forte colpo. Poi certamente c'è stata una presa di distanza da parte dell'elettorato di destra nei confronti di sinistra, nei confronti di questo tema. Sì. Però sono ragionamenti, osservazioni, posizioni sulle quali, per così dire, possiamo parlare all'infinito. Da costituzionalista io sono sempre preoccupato del basso tasso di partecipazione al voto. L'astensionismo è il grosso problema della nostra democrazia. Questo referendum segna un cambio di rotta. A Roma, nelle amministrative dell'anno scorso, è andato a votare quasi il 40% della popolazione. In questo referendum si è arrivato alla quota del 58% degli italiani che sono andati a votare. Ecco, questa è una bella cifra, è un positivo segnale di tendenza che tutti dobbiamo apprezzare, a destra, a sinistra, a centro, e soprattutto come costituzionalisti. Non c'è dubbio, professore, ma è un dato nazionale. Noi naturalmente invece in Sicilia parliamo della Sicilia, che è l'isola maglia nera per quanto riguarda l'affluenza, certamente più delle precedenti consultazioni, ma è un dato più a ribasso. Invece ha manifestato un picco del voto verso il no. Ecco. Ieri qualcuno mi faceva notare che in alcune sezioni catanesi, quelle insediate nei quartieri più a rischio, il tasso di affluenza è stato particolarmente basso. È vero. Allora, anche oggi sulla Sicilia si diceva: in questa tornata elettorale non sono intervenuti i CAF. Il direttore Pirani ha trovato questa espressione particolarmente significativa. Direi che questo da oggi comincia il lavoro perché la partecipazione politica in Sicilia e anche in questa città ritorni ad essere effettiva. No, il discorso poi naturalmente, no, parlavamo proprio di voto politico, la Sicilia certamente è governata dal centrodestra ormai da 8 anni, quindi insomma ci si aspettava, in questo senso è la sorpresa Sicilia, no? Sì, ci si aspettava invece una percentuale di sì, se il voto politico doveva essere superiore. Ecco, questo è il discorso della sorpresa sulla Sicilia. Ma, perché... guardi, i referendum costituzionali 2006, 2016, 2026 hanno sempre rappresentato uno scollamento tra elettorato e partiti di riferimento. Nel 2006 l'Italia bocciò la riforma costituzionale voluta da Berlusconi. Nel 2016 sembrava che Renzi fosse padrone di questo paese ed è stato bocciato alle urne. Poi però se n'è andato, poi è lasciato. Renzi se n'è andato, però vorrei dire, veramente una cosa è votare per chi deve amministrare come sindaco, come presidente della regione o come presidente del Consiglio, e una cosa è votare sulla Costituzione. I cittadini capiscono che il campo della Costituzione, il campo delle regole, non possono non essere comune e che allora vanno cercati percorsi condivisi. Ecco, giustamente parliamo di questo fatto perché un altro dato è emerso anche nei commenti, no, delle varie parti politiche. Qualcuno ha detto se si tocca la Costituzione cominciano ad essere scardinati un po' di equilibri e forse anche un po' di certezze. In particolare forse per questo referendum il quesito referendario era piuttosto articolato, no? Noi abbiamo visto che è passata la riforma costituzionale laddove forse era un po' più semplice addentrarsi nella comprensione del referendum.
Non crede che questo abbia pesato a sua volta? Ci sono stati artisti che hanno detto, io non la tocco la Costituzione perché non ho capito esattamente ogni passaggio. È possibile che ci fosse anche una necessità di comprendere meglio? Allora, nel 2006 e nel 2016 l'intervento della riforma riguardava tante parti della Costituzione e gli italiani si sono espressi contro. Oggi l'intervento era più diretto sull'ordinamento giudiziario. Io immagino che, penso che gli italiani abbiano voluto dare un segnale. In tutte queste occasioni, e particolarmente in questa, ma anche nelle precedenti vicende, si è tentato di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Sì. Come se fosse, che so, un'assemblea, scusatemi l'espressione, di condominio, no? Una decisione di condominio. Gli italiani hanno detto in tutte queste occasioni, compreso oggi, no, guardate, la Costituzione attiene alla struttura complessiva della casa comune, attiene agli architravi, ai pilastri, e allora la Costituzione va cambiata assieme, con un'ampia condivisione. Ecco, i cittadini sono stati più bravi in tutte queste occasioni dei politici. I politici hanno cercato di cambiare la Costituzione con un voto in più rispetto agli altri. I cittadini italiani hanno detto no, per cambiare la Costituzione ci vuole un ampio consenso, perché la Costituzione deve rimanere per sempre, e allora queste regole le facciamo tutte assieme, che non significa all'unanimità, ma certamente con una condivisione più ampia. Naturalmente non tutte le modifiche alla Costituzione, ce ne sono state parecchie, ovviamente sono passate dai referendum, che sono stati soltanto 4, no? A memoria. Quando si è abbassato il voto, l'età per votare a Senato da 25 a 18 anni, o quando l'ultimo referendum costituzionale è stata per la riduzione dei parlamentari. Esatto, e lì è passata, era anche molto chiaro il messaggio. Il messaggio era chiaro. Il Movimento 5 Stelle si è fatto promotore di questa proposta, però tutti gli altri partiti l'hanno in qualche maniera appoggiata, con la conseguenza che per la posizione non è stata di una parte politica, ma è stata di tutti. Ricordiamo appunto il referendum del 2020. Allora, anche, ripeto, in questa occasione mi sembra che i cittadini italiani siano stati più maturi della loro classe politica, e questo referendum non è, a mio modo di vedere, un successo dei partiti di opposizione. Ieri sera ho visto gli esponenti dell'opposizione attribuirsi subito il vantaggio. Mi pare che il risultato referendario sia il frutto di una iniziativa, di attività, di convegni, di incontri, di messaggi sui social che veramente sono stati molto più intensi, molto più articolati, che hanno fatto a meno dell'appartenenza politica, no? Appunto è andata a votare gente che magari alle ultime elezioni del 2022, alle elezioni politiche oppure alle elezioni amministrative, aveva votato per il centrodestra, oppure non era andata a votare e che ora invece è andata a votare. Allora, professore, che scenario ci aspetta? Quali sono le considerazioni che bisogna, secondo lei, fare? O per caso lei teme che si possa in qualche modo mettere la polvere sotto il tappeto, far finta che, vabbè, insomma, di niente? Che cosa si aspetta? Quale scenario politico si aspetta? Beh, questa è una risposta molto impegnativa. Comunque... Mi può fare la seconda domanda? Allora, se prendiamo la questione specifica, ordinamento della magistratura, questo significa che questa riforma la accantoniamo. Possiamo intervenire. Possiamo per esempio prevedere una maggiore distinzione tra pubblici ministeri e giudicanti, possiamo disciplinare l'attribuzione degli incarichi direttivi, possiamo prevedere una maggiore incisività dell'azione disciplinare da parte del Ministro della Giustizia, ma lo dobbiamo fare attraverso regole condivise che mettano assieme decisione di maggioranza e consenso da parte delle forze di opposizione.
perché si tratta di regole comuni. Quello che non mi auguro e che veramente sarebbe un brutto scenario per tutti gli italiani è quello sempre delle forzature istituzionali. Allora andiamo a modificare la legge elettorale. Ecco, perché da domani, non ci nascondiamo dietro un dito, il problema sarà la legge elettorale. Nel 2027 andremo a votare con quale legge elettorale. Il risultato referendario non è trasponibile, non è immediatamente riferibile alle elezioni politiche o alle elezioni amministrative del prossimo maggio. Nei comuni dove si andrà a votare il prossimo maggio, gli elettori voteranno secondo le loro valutazioni sull'operato dei precedenti sindaci oppure secondo le loro speranze sui sindaci, sui candidati che si propongono. Nelle elezioni del 2027 ugualmente daranno il loro giudizio oppure investiranno. Anche le leggi elettorali vanno fatte però con un consenso più ampio della sola decisione di maggioranza. Insomma, c'è tutto un lavoro da fare, non è, voglio dire, indubbiamente merita tutta una grande riflessione da parte ovviamente delle forze politiche, le istituzioni, ma anche della gente, no? Che ovviamente si metterà lì ad ascoltare, a sentire le opinioni, no? Le considerazioni. È certamente un risultato che pone la necessità di riflettere. Guardi, non si fa politica solo il giorno delle elezioni, esatto. Si fa politica ogni giorno. Ogni giorno. Informandosi, partecipando, discutendo, se vuole anche litigando, però quello è un modo di partecipare. Noi non litighiamo, prof, assolutamente. No, sì, qui non litighiamo. Scherzavo. Allora, professore, grazie. Grazie a voi tutti, davvero. grazie ai telespettatori. Grazie, le auguro una buona giornata. Noi adesso andiamo a guardare come sarà il meteo nei prossimi giorni. Ben ritrovati a questo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì, che sarà discreta su buona parte della nostra penisola, per lo più con tempo asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi sul basso versante tirrenico e sulla Sicilia. Andiamo più in dettaglio ad osservare proprio cosa ci attenderà sulla Sicilia. Sin dal mattino localizzati piovaschi si presenteranno sul versante tirrenico, col passare delle ore saranno in propagazione anche altrove, ombrelli dunque a portata di mano saranno in esaurimento entro sera. Potranno insistere nell'area attorno allo stretto, le temperature diurne resteranno contenute, comprese tra i 13 e i 16 gradi nelle diverse località. Uno sguardo alla giornata di mercoledì, che finalmente vedrà un miglioramento, il tempo si stabilizzerà, torneranno ampi spazi soleggiati su buona parte dell'isola, ma rinforzerà la ventilazione da nord-ovest. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web. E allora siamo ancora qui in studio, coloratissima, bellissima e pronta a raccontarci di una bella iniziativa, l'assessore Viviana Lombardo. Ben trovata, assessore alle politiche giovanili del Comune di Catania. Buongiorno allora, a tutti. Entusiasta perché? Perché parliamo di una possibilità. Devo dire che in questi giorni le tematiche legate alle bellezze del nostro territorio, i siti archeologici, con le giornate FAI sono state praticamente all'ordine del giorno. La necessità di riscoperta, di racconto, perché no, anche della possibilità di scoprire un settore di interesse per i giovani nella nostra città, nel nostro territorio, si amplifica. Perché? Perché arriva la possibilità per 54 giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al bando che li porterà a fare cosa, assessore? Ce lo dica lei. Allora, innanzitutto a riscoprire, appunto, come diceva lei, le bellezze della nostra città, ma soprattutto è un'opportunità per i ragazzi, per i giovani, di inserirsi in un modo soft e anche divertente nel mondo del lavoro. Ricordiamo appunto che il servizio civile non è altro che un'esperienza che i giovani fanno all'interno degli uffici comunali, nel nostro caso, sì. E quindi sicuramente è importante per loro, perché cominciano ad approcciarsi al mondo del lavoro, quindi cominciano a comprendere cosa significhi anche alzarsi presto, confrontarsi con le persone più grandi, quindi all'interno di un ufficio, e dare una mano, perché poi il servizio civile è un modo anche per rendere un servizio, appunto, come dice il termine stesso, alla nostra cittadinanza. Si parla di anziani, si parla di disabili, si parla di strutture protette, ma si parla anche di verde, di sostenibilità, di mobilità, nonché di cultura, musei. I progetti sono tanti. È una forma alternativa di appunto inserimento al mondo del lavoro, ma anche di una scelta proprio di inserimento all'interno del mondo del lavoro. Perché dico questo? Ed è molto importante ribadirlo, perché non è solamente una fonte di guadagno, che è altrettanto
importante, chiaramente, perché ricordiamo che il servizio civile dà la possibilità ai ragazzi di avere un fisso mensile di oltre 500 euro, che devo dire che per dei ragazzi che magari frequentano l'università o sono molto giovani. Tra l'altro, diciamolo, 25 ore settimanali, quindi non è un impegno tutta la giornata. 25 ore settimanali per un periodo che va da 8 mesi fino a un massimo di 12 mesi. Non è solamente, appunto, come dicevo, un modo per avere mettere da parte un gruzzoletto, comunque riuscire ad avere un'entrata economica nonostante siano giovanissimi, ma è anche un accesso facilitato, poi agevolato al mondo del lavoro in tutti i sensi, perché la legge prevede che vi siano delle riserve per coloro che hanno fatto il servizio civile all'interno dei concorsi pubblici. Quindi coloro che hanno svolto il servizio civile senza demerito, logicamente, hanno proprio delle quote riservate. Quindi quando noi come amministrazione comunale, lo dico da assessore al personale, oltre che alle politiche giovanili, ci occupiamo appunto dei bandi e riceviamo le domande, dobbiamo fare attenzione, perché se ci sono stati dei ragazzi che hanno svolto il servizio civile per 12 mesi, non solo nel comune di Catania ma in tutto il territorio nazionale, questi ragazzi hanno una quota riservata e quindi potranno accedere con più facilità al posto di lavoro pubblico. Allora, si tratta di, abbiamo detto, 54 posti. Il bando è aperto fino all'8 aprile. Quali sono le caratteristiche per poter accedere intanto al bando? Sì. Allora, ricordiamo appunto che la scadenza è l'8 aprile del 2026, entro le ore 14. Tengo a precisare che per poter partecipare occorre essere muniti di SPID o di carta di identità elettronica. Lo dico perché chi non è munito, o comunque chi ha le password scadute, magari si deve affrettare a recuperarle, ad aggiornarle. E poi appunto si potrà partecipare accedendo alla piattaforma, al sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it, utilizzando la piattaforma denominata DOL, Domodossola Otranto Livorno. È molto semplice, molto intuitiva questa piattaforma, perché c'è proprio una casella che si chiama compila la domanda, si clicca all'interno di questa casella, si fa il login con SPID o carta di identità elettronica e poi si inseriscono i dati anagrafici. È una cosa abbastanza semplice. Per poter accedere occorre avere appunto compiuto 18 anni, non avere ancora compiuto 29 anni, quindi 28 anni e 11 mesi vanno bene, 29 anni no, perché è proprio una misura rivolta a giovani. E chiaramente per tutti i residenti in Italia, anche stranieri, quindi anche non cittadini italiani, però purché regolarmente residenti in Italia. Quindi non residenti a Catania in particolare? Assolutamente no, è per tutti i residenti in Italia. Bene, allora si compila questo form, dopodiché si sceglie un ambito di competenza, un orientamento, oppure questa cosa viene poi assegnata in un secondo momento? No, ci sono all'interno del sito, ci sono diversi progetti che sono quelli che il Servizio per la protezione, il Servizio Civile Nazionale ha messo a disposizione per quest'anno, perché ogni anno cambiano. Diciamo che tendenzialmente le tematiche sono sempre molto simili, perché come dicevo prima sono molto orientate anche a rendere un servizio alla collettività, però quest'anno le tematiche sono esattamente rivolte all'arte, quindi c'è un progetto che si chiama Promuoviamo l'arte e la cultura del Sud Italia, un altro che è denominato Percorsi a sostegno dell'arte e della cultura, oppure Educare all'assistenza e al sostegno, ancora dei progetti nell'ambito del turismo. Per esempio, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Catania, lo scorso anno i ragazzi, i nostri giovani del servizio civile sono stati impiegati molto presso il Palazzo della Cultura, Museo Belliniano, Chiesa di San Nicolò l'Arena e anche GAM, Galleria di Arte Moderna. Bene, e leggevo Parco Archeologico di Catania, della Valle delle Aci, questi sono dei luoghi di interesse privilegiati, diciamo così. Assolutamente sì, e poi ci sono molti progetti che sono anche che vertono sullo sport, che come sappiamo è un metodo di inclusione, di lotta alla dispersione scolastica, e anche sul verde, perché sappiamo che insomma l'attenzione particolare sul green e sulla mobilità sostenibile. Allora, c'è, legge già nelle richieste una manifestazione di grande interesse rispetto a queste iniziative, cioè i giovani sono realmente attratti
perché magari chissà, no? Possono anche un po' mettersi alla prova, mettere alla prova le proprie inclinazioni, scoprire di avere la capacità di fare alcune cose che non si sapeva, non ci si rendeva conto di saper fare. Sì, c'è un grandissimo interesse, una grande attenzione. Io, come dicevo prima, secondo me proprio negli ultimi anni si è anche rivalutata questa possibilità, perché è davvero una possibilità che viene data ai giovani, e devo dire che generalmente i ragazzi scelgono di partecipare a un progetto che comunque inclina al loro percorso di studi. Quindi io mi rendo conto che magari se ci sono dei ragazzi che vengono da un istituto dove si parla di turismo, e quindi magari l'alberghiero dove si sono studiate le lingue cercano di inserirsi nel turismo, se invece hanno fatto, non so, l'istituto d'arte magari vanno alla cultura, cioè l'inclinazione è spesso collegata a quello che è stato il loro percorso di studi. Allora facciamo un recap velocissimo, siamo già in ritardo. Fino all'8 aprile potete provare, cliccare, partecipare a questo bando collegandovi su quale piattaforma? Lo diciamo di nuovo velocissimamente. www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Bene, grazie Assessore Lombardo, è stato un piacere ospitarla. Noi ci rivediamo magari per fare un bilancio e sapere come va l'iniziativa, e adesso ci fermiamo e torniamo tra poco. Resteremo sempre a Catania con il comandante dei vigili urbani della nostra città. A tra poco. Siamo tornati in studio con me, saluto e ringrazio Diego Peruga, comandante della Polizia Municipale di Catania. Ben trovato, comandante. Ben trovata a lei, grazie. Allora, parliamo di monopattini elettrici. Dal 16 maggio, quindi siamo vicinissimi, nuovi regolamenti che riguardano appunto l'utilizzo dei monopattini, laddove il casco già è un dato certo, un dato assodato, non forse sempre utilizzato, e qui entra ovviamente in campo la vostra necessità di controllo. Che cosa bisognerà assolutamente avere con sé qualora si decidesse di girare in città con il monopattino? Sì, dal 16 maggio entra in vigore l'obbligo di innanzitutto targare il monopattino, quindi con un contrassegno che è possibile acquisire attraverso una richiesta da formalizzare in una piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'Infrastruttura. Quindi si formalizza la richiesta, si ottiene il contrassegno che è obbligatorio dal 16 di maggio, come diceva bene lei, e contestuale all'obbligo del contrassegno c'è anche quello di procedere alla copertura assicurativa del veicolo sulla responsabilità civile. Quindi a tutti gli effetti i monopattini, con questo intervento normativo e attuativo di previsioni di legge, si adegueranno ai restanti veicoli a motore, pur essendo dei veicoli elettrici. L'obbligo sia della targhetta che della copertura assicurativa è sanzionato da una norma speciale che disciplina questa tipologia di veicoli, e le sanzioni sono rilevanti. La mancata copertura assicurativa o il mancato contrassegno comporta una sanzione dai 100 ai 400 euro e il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di 100 euro, nei primi 5 giorni con la riduzione del 30%. Senta, quindi... pensa, in realtà facciamo un po' una previsione che tutti questi obblighi, no? Quindi l'assicurazione in testa, perché a un certo punto il contrassegno della targa è un discorso relativo, ma l'assicurazione potrà in qualche modo scoraggiare all'utilizzo del mezzo, che era visto come un mezzo di libertà assoluta, no? Senza regole, senza niente. Pensa che ci possa essere un piccolo calo o no? Perché già il caschetto poteva lasciare intendere questo. Ma guardi, la città di Catania è una delle città che da tempo ha attivato dei servizi di sharing sui monopattini, e quindi questi obblighi non graveranno sull'utente finale, ma sulla società che mette a disposizione a noleggio questi veicoli. Quindi loro dovranno immediatamente adeguare i mezzi attraverso il contrassegno prima e la copertura assicurativa dopo.
Tra l'altro il Comune di Catania l'ho seguita io la procedura di gara, abbiamo affidato a 3 società questo nuovo servizio e hanno anche l'obbligo di mettere a disposizione del conducente il casco protettivo. I veicoli quindi saranno a norma, hanno i dispositivi anche di indicatore di direzione, le luci anteriore e posteriore, quindi devono rispondere a quelli che sono i requisiti essenziali che un veicolo di questo tipo deve avere. Un'altra cosa che abbiamo prevista nella gara è che il software che li gestisce deve consentire la riduzione della velocità di questi mezzi nelle aree pedonali, che non deve superare i 6 km/h, e questo avviene in automatico perché hanno un software che consente di fare questo, e di non produrre una velocità superiore ai 20 km/h, cosa che invece non accade. Abbiamo visto per esempio qualche settimana fa in circonvallazione un mezzo che è stato ripreso da un nostro autovelox, un monopattino che circolava a oltre 70 km/h. Voi potete immaginare la pericolosità di tutto questo. Era senza casco, un mezzo di questo tipo abilitato tecnicamente ad avere una velocità non superiore ai 20 km/h, che va a 70, è per davvero estremamente pericoloso. Ecco, parlando dello sharing, chiaramente ci sarà comunque un aumento del costo, no? Del noleggio con queste nuove Le gare necessità. che sono state espletate le 3 società aggiudicatarie hanno dei profili tariffari diversi, anche forme di agevolazione per gli studenti, per gli abbonati, quindi insomma è differenziata la misura. Per quanto riguarda i privati, per rispondere alla sua domanda, è possibile che ci sia un calo nell'utilizzo, perché questo comporterà un costo aggiuntivo con la copertura assicurativa del mezzo. Sicuramente si registrerà questo, ma non è da escludere anche che ci saranno tanti mezzi che circoleranno senza copertura assicurativa, su cui dovremmo un po' attenzionare la nostra attività di controllo. Allora, attività di controllo, però io le chiedo così, questi mezzi come devono circolare in città? Cioè, quali sono le regole reali? Perché onestamente ci si vede sfrecciare il monopattino un po' da tutte le angolazioni possibili, con tagli di strade che non ti aspetti, con qualcuno che spunta da un marciapiede e salta il marciapiede e arriva davanti all'auto. Ecco, ci sono anche, come dire, delle attività di controllo sulla modalità di utilizzo in città. Noi rispondo alla sua domanda, perché oggettivamente è quello che registriamo specialmente nel nostro centro storico, fenomeni di questo tipo, dove c'è una presenza di anche pedoni rilevante, e loro che si muovono all'interno dell'area pedonale anche in maniera molto pericolosa. Questi veicoli, i monopattini, devono, innanzitutto hanno l'obbligo di circolare sulla carreggiata e non sui marciapiedi, e c'è il divieto di sosta sui marciapiedi per rispondere un po' ad alcune regole di comportamento. Vale il principio della circolazione secondo la regola generale dell'area destra rigorosa, cioè questi veicoli devono percorrere la strada lungo il margine destro e non possono muoversi in maniera così autonoma, o comunque senza una direttrice ben definita. Quindi questi sono comportamenti vietati che vanno sanzionati. Noi come Polizia Locale abbiamo attivato da quasi un mesetto adesso un nuovo servizio che abbiamo chiamato Smart, e lo facciamo pure anche noi con i monopattini messi a disposizione da una di queste società che fa sharing sul territorio, e serve proprio a controllare meglio e più da vicino i monopattini stessi, che condotti dai privati o comunque dagli utenti della strada. È un servizio che ci consente quindi di avvicinarli, di farli accostare e di procedere poi con un rapporto anche propositivo nei confronti dell'utente, a sensibilizzarlo prima sull'uso dei dispositivi di protezione, casco, sulle norme di comportamento basilari, ma anche a sanzionare chi ha comportamenti del tutto inadeguati e in violazione di legge. Comandante, d'altra parte non si vuole colpevolizzare il mezzo in sé, anzi bisogna pensare che utilizzato bene diventa un straordinario mezzo di trasporto cittadino. E lo è a tutti gli effetti. Quando fare. Oggi si parla di contenere l'uso dei mezzi tradizionali, delle auto, il monopattino risponde perfettamente a questa esigenza. È poco inquinante, consente spostamenti veloci in maniera molto agile, specialmente poi in città dove ci sono questi
servizi è possibile con estrema facilità prelevarne uno, lasciarlo dove si ha esigenze di arrivare anche nelle aree pedonali, nelle aree a traffico limitato, dove la difficoltà d'accesso è più evidente, non ci sono difficoltà di solito per la sosta quando si ritiene di fare, quindi hanno tantissimi vantaggi. Il problema sta nel corretto utilizzo e quindi lì c'è un'azione che deve prima sensibilizzare molto gli utenti e poi anche il controllo che deve essere adeguato. Diciamo che un corso per l'utilizzo non sarebbe male. Il punto è, la questione è questa, che oggi questi veicoli possono essere utilizzati senza avere conseguito un minimo di formazione e anche da ragazzi che hanno compiuto l'età di 14 anni. Quindi i giovani magari conoscono poco quelle che sono le regole principali della circolazione stradale e questo un po' è il risultato che vediamo sulle strade. Su questo dobbiamo incidere molto, sia con un'attività formativa, e su questo noi siamo impegnati anche come polizia locale a fare degli incontri nelle scuole proprio per illustrare loro quelle che sono le regole basilari per l'utilizzo degli strumenti di mobilità dolce, che vengono così definiti, ma anche per illustrare loro quelle che sono le regole fondamentali della circolazione stradale, mettendo sempre in primo piano l'elemento della sicurezza, che è fondamentale. Allora, dal 16 maggio tanti paletti in più, l'assicurazione, chiamiamola la targa per i monopattini, sempre il caschetto in necessità veramente per la vita, ecco, non è certamente una cosa pretestuosa, e per la Polizia Municipale di Catania tanta attività di controllo in più. Assolutamente sta comandante, sì, ci stiamo organizzando. Devo dirle che l'aver introdotto la targa ci aiuterà molto anche nel rilevare le infrazioni, perché anche tramite autovelox o comunque attraverso telecamere riuscite a identificare? Sì, riusciamo sicuramente, qualora rientrano nell'ambito di ripresa della videocamera, riusciamo un po' a prendere, diciamo, gli elementi essenziali per poi accertare le infrazioni. Bene, la ringrazio. Grazie a voi. Sicuramente lodevole l'idea dell'attività di formazione nelle scuole, insomma, parlare fa sempre veramente molto molto bene. Grazie ancora al comandante Peruga. Noi ci fermiamo, c'è una pausa dedicata alle stelle, proprio così. E allora siamo tornati in studio e io non so se è collegato il nostro Marco, perché non lo... Oh Marco, non ti vedevo, adesso ti vedo bene, è colorati. Tu hai il monopattino? No. Niente? No, nelle 2 ruote non andiamo d'accordo. Non andate d'accordo, 4 ruote. Meno di 4 non ne uso. Allora, però Spider-Man non ha bisogno nemmeno di quelle, perché oggi di lui parliamo. No, lancia una ragnatela, svolazza tra i grattacieli e ancora una volta le sue evoluzioni acrobatiche ci incanteranno. Io, da bravo patito del mondo Marvel, già sogno di vedere questo film, che è il 4º della serie dell'MCU, in cui vede Peter Parker ancora una volta interpretato dal simpaticissimo Tom Holland. Tom dà vita a un brand new day, ovvero respira un nuovo giorno, proprio perché c'è un restart per il personaggio di Spider-Man, perché dopo gli eventi dell'ultimo episodio torna a casa senza memoria, quindi dovrà dare vita ad uno Spider-Man che non si ricorda di essere tale, e ne vedremo delle belle, anche perché la capacità attoriale di Tom Holland è decisamente sorprendente e coinvolgente. Tom Holland è un gemelli, sembra portatissimo per l'interpretazione. Tra l'altro nel film c'è anche la sua compagna di vita, che è Zendaya, che è una vergine, entrambi segni di Mercurio. Come la legge dello zodiaco vuole, i gemelli e la Vergine vivono la mercurialità, ovvero la fase giovane e cognitiva della vita, in una maniera decisamente caratterizzata proprio dall'attributo di Mercurio, che è l'argento vivo. I gemelli rinascono anche perché Urano tra poco entrerà in questo segno zodiacale, dando vita a nuovi cambiamenti, e decisamente auguriamo a Tom Holland un grandissimo successo al botteghino. Ma cosa succede nello zodiaco? La Luna oggi è proprio in Gemelli,
per cui parla di novità, parla anche di una certa grazia, proprio perché il suo buon accordo con Venere fa sì che una serie di segni zodiacali riprendono un po' il bon ton, le buone maniere. Vediamo come Ariete, un po' insoddisfatti, cari Ariete, e da poco la vostra stagione, state provando a comunicare in una maniera nuova e diversa e meno aggressiva. Toro, per voi è una luna oggettiva e concreta, è una luna che dà spazio a varianti, a nuove idee, e vi ricordo che cambiare idea in corso d'opera è sempre sintomo di intelligenza. Gemelli, per voi oggi che siete i protagonisti dello zodiaco con una luna nei vostri gradi, volete comunicare un affetto nuovo, un'idea nuova, ci riuscirete con il garbo tipico della dialettica sapiente di cui siete capaci quando siete calmi. Cancro, per voi la luna è una luna di intuito, interessante, intelligente, ma soprattutto mutevole. Forse vi aiuterà a gestire meglio i sentimenti. Leone, una luna amica che vi fa ricompattare la squadra, vi fa riorganizzare su molti fronti, vi fa prendere delle decisioni importanti, e Leone torna a essere guerriero e sovrano nella situazione che vive a livello lavorativo, anche effettivamente va molto meglio. Vergine, una luna in gemelli un pochino pungolante, oggi vi dovrete sorbire dei discorsi un po' noiosi, ma riuscirete sicuramente ad averne ragione con la vostra diplomazia. Bilancia, per voi è trigono, ottimo, perché si rimettono in moto delle dinamiche che pensavate sopite, quindi adesso c'è un nuovo dinamismo. Scorpione, per voi oggi non è una giornata in cui vi sentirete troppo capiti, compresi, ascoltati, non per questo dovete vittimizzarvi, anzi cercate nuove forme d'approccio. Sagittario, luna d'opposizione a voi, una luna che vi mette faccia a faccia con le esigenze del momento, per cui cercate di essere semplicemente un pochino meno ansiogeni e meno inseguiti dalla fretta. Capricorno, per voi una configurazione planetaria un po' distante che vi lascia pensare che forse c'è qualcosa che non sapete, indagherete. Acquario, trigono per voi ottimo perché parla di passione e di convinzione nelle cose che fate, siete il segno più idealista dello zodiaco. Pesci, per voi romantici pesci, oggi la luna ha un po' di difficoltà ad esprimersi, quindi pazientate un po', forse i sentimenti non sempre vanno spiegati. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buona giornata Roberta, a presto, è sempre un piacere, e buongiorno Sicilia. Ciao Marco, buona giornata a te. Lorena ce la renderà più dolce ancora, forse? Sì, perché dalle dalle stelle passiamo ad una stellina davvero fortunata, che è quella che diciamo splendeva a Ragusa, dove uno scommettitore fortunatissimo ha giocato appena 3 euro portando a casa, pensate, 1 milione. Questo ha centrato una vincita da 1 milione al 10 e l'8 grazie ad una giocata di appena 3 euro. Qui vedete le facce contente dei titolari dell'agenzia, ma immaginiamo sarà ancora più felice questo fortunato vincitore. Chissà cosa diceva il suo oroscopo quel giorno. Allora, però succede, ecco, quando ci sono queste notizie, no, ci confortiamo perché sono cose che veramente possono accadere. Grazie a tutti, questa puntata finisce qui. Buongiorno Sicilia tornerà domani, come sempre, alle 8.